Ogni giorno è una grande sorpresa al Vittorio Veneto Film Festival e noi ragazzi ci cimentiamo a fare i giornalisti. Abbiamo davvero tanto lavoro da fare e vi raccontiamo quello che vi siete persi. Qualcuno l'abbiamo già incontrato, ma in questi 4 giorni gli ospiti del Vittorio Veneto Film Festival saranno tantissimi. Per saperne di più, Lisa Titotto ha intervistato il vice direttore Gennaro Viglione. Ci può anticipare il cast artistico di questa edizione? Gli ospiti di quest'anno sono davvero eccezionali. Ci saranno Francesca Di Gianberardino, l'art director della Technicolor, Maurizio Ruben, art director dell'Interno Zero e l'attrice Emanuela Grimalda, Flavio Parenti, Natalie Rappi Gomez, Beniamino Marcone, Vito, per poi incontrare la giuria di qualità presieduta da Carlo Brancaleoni con gli attori Emanuele Salce, Bianca Nappi e Fabio Fulco e concludiamo con il premio alla carriera a Leo Gullotta e il premio miglior attrice deciso dai 1000 giurati a Sabrina Impacciatore per il film Amiche da morire. Quali saranno le novità di questa edizione? Partiamo con le serate Rai Cinema con 3 film di grande successo, opere prime, Ali dagli occhi azzurri, Amiche da morire e concludiamo venerdì con Cosimo e Nicole. Il festival quest'anno è dedicato alla memoria di Massimo Troisi e abbiamo un evento in collaborazione con il comune di San Giorgio a Cremano, una mostra su Massimo intitolata Buon compleanno Massimo appunto e tanti eventi conclusivi come il live di Radio 2 con Cristiana Merli e i comici Dado, Annalisa Ghioti e Alberto Farina. Quest'anno il Vittorio Veneto Film Festival è dedicato ad un grande attore che non c'è più, ce ne parla Pietro Vianello. Il Vittorio Veneto Film Festival ospita la bicicletta di Massimo Troisi che ha usato per il film Il Postino. È un grande modo per ricordare un attore che non c'è più. La particolarità del Vittorio Veneto Film Festival è l'oversound in sala durante la proiezione dei film. Jenny Francescato ha intervistato le doppiatrici. Come si svolge il doppiaggio in oversound in sala? Allora, c'è un film mandato in onda nella lingua originale con i sottotitoli e noi abbiamo davanti un copione e dobbiamo dire le battute dei vari personaggi. Quali difficoltà avete trovato? Allora, le difficoltà sono un po' perché in oversound ci sono solitamente 2 o 3 doppiatori che devono prestare la loro voce a tutti i personaggi e ruoli nel film, che sono all'incirca una decina. Quindi la difficoltà principale è cercare di modulare al massimo nel miglior modo possibile la voce, cercando di adattarla a quelli che sono sia i ruoli maschili che ai ruoli femminili o ai ruoli anche di bambini e adolescenti. Durante le giornate del Vittorio Veneto Film Festival si proiettano tantissimi film internazionali, ma chi cura i rapporti con questi? Corinne Piccione lo ha chiesto a Emanuela Calzone. In che cosa consiste il lavoro che è svolto all'interno del festival? Allora, chi si occupa dei rapporti internazionali contatta tutte le produzioni straniere per far partecipare i film in concorso, poi quando arrivano i film e vengono scelti e selezionati, noi ci occupiamo di contattare gli assistenti dei registi, i viaggi, la logistica, un'organizzazione che riguarda soprattutto poi la presenza del regista, dell'attore e così via qui a Vittorio Veneto. Modella, attrice e interessante personaggio dello spettacolo, con Inge Pasetto e l'affascinante Leonora Albrecht. Che cosa ne pensa del Vittorio Veneto Film Festival? Mi sembra un'ottima iniziativa perché spesso il cinema, come in generale le arti, vanno presentati ai giovani e che magari da soli non avrebbero potuto vedere. E secondo lei ci sono ruoli per giovani dai 15 ai 20 anni nel cinema italiano? Penso che in generale nel cinema italiano sono sempre più la fascia dei 30enni, 40enni che predomina il cinema. Oggi l'ospite più atteso da noi ragazzi del Vittorio Veneto Film Festival è un attore talentuoso del cinema italiano che ha lavorato con grandi registi, Flavio Parenti. L'ha incontrato la nostra collega Corinne Piccioni. Come è iniziata l'esperienza con il cinema? Allora, ho fatto 3 anni di scuola di teatro, ho lavorato poi con il Teatro Stabile di Genova, a Genova, e poi
E poi dopo è cominciato il lavoro, per cui è il lavoro stesso che ti chiama, nel senso io non avevo l'idea di fare cinema, io volevo fare teatro. E poi invece probabilmente per la mia faccia sono finito a fare cinema. Com'è stato lavorare con Woody Allen? È stato abbastanza incredibile, soprattutto recitare con lui, averlo davanti che ti parla, no? Io c'avevo una scena dove gli dico, guarda, tu sei uno squalo dell'industria cinematografica, e lui mi risponde, no guarda, mi hanno dato di tanti nomi per gli animali marini, ma mai dello squalo, più della medusa senza spina dorsale, fa una battuta tipica di Woody Allen. E lì io mi sono detto, ammazza, ma cioè c'è Woody Allen che sta parlando con me, e che è un po' un sogno, no? Woody Allen è un po' un mito. E anche per oggi la seconda puntata del Cinegiornale dei ragazzi è conclusa. Noi ci vediamo per altre curiosità, a domani.